Mondo da Facebook, buona domenica a tutti, fatene tesoro, ripeto, fatene tesoro. Se vi sembra un po' lungo, ragazzi, condividete e poi ve lo guardate. Eccellenza, patrimonio dell'UNESCO. Passa con su qui per tenere. Spettacolo di spettacolo. Buona domenica a tutti. Ciao e buona visione. Mondo di Facebook e buona domenica a tutti, spettacolo di spettacoli ragazzi, oggi prepareremo una pietanza all'antica ragazzi, stiamo facendo la pasta con sugo di pettenecchie che assieme a mia madre, ragazzi pietanza dell'800, fatene tesoro di quello che vi facciamo vedere oggi, senza wurstel, senza prosciutto, senza mozzarella, senza inchiappatelle potete ragazzi. sentire ragazzi all'antica, vi faccio vedere tutti i condimenti. E poi la preparazione piano piano. Ragazzi, qua c'è lo spettacolo di spettacolo, pettenicchie, salsiccia, la salsiccia ragazzi, asciatto, poi le passole, formaggio pecorino, amordiche e poi già ragazzi all'inizio, per non perdere tempo, stiamo sbollentando le cotenne e i piedi di maiale. Ve li faccio vedere ragazzi, con un po' di alloro e un po' di sale. Tanto per sgassare un poco ragazzi, vedete, questi sono piedi di maiale e cotenne. Che andiamo a fare anche la salsiccia delle cotene che sei nato. Piano piano vi faccio vedere tutti i passaggi, mondo da fare. Ragazzi, dopo averli portati a bollore per una decina di minuti, vedete che già sono belle sgassate. Scoliamo, asciughiamo e mettiamo da parte. Vedete ragazzi, già sono belle sciacquate. Ripeto, asciugate e mettete da parte. E quello è bianco, vedi che c'è qua. Madonna mia, che spettacolo. Adesso andiamo a preparare un soffritto d'olio d'oliva e di cipolla, ragazzi, la cipolla agganciata per preparare il nostro ripieno di mollica di pane fresco, formaggio, pignolo e passolini, la cipolla agganciata che adesso gliela mettiamo. Aggiungiamo un po' di formaggio, un po' di passata di pomodoro per macchiarla, Tanto per portarci colore. tanto poco colore, soffritto di cipolla. E andiamo ad aggiungere anche qua dentro. E andiamo a mescolare tutto. Madonna profumo che fa, Ragazzi, ripeto, non c'è né provola, né prosciutto, né mozzarella. Tutto genuino e senza inchiappatelle come ci fa mia madre. All'antica propria. Abbiamo aggiunto anche i pinoli e passomino. Faccio poco di pomodoro. Ragazzi, ripieno pronto, andiamo a fare i nostri salsicce di carne. Che adesso vengono avvolte con dello spago. Madonna mia ragazzi, ma che susto questo? Vedete come si fa? Prima i due lati e poi uno e due. Guarda che cercate ragazzi, una maissa è mamma. Una maissa. Spago da cucina, ricciolo e sto. Si può cucinare. Spago da cucina, ma c'è anche che da fritta, però non vi preoccupate, non puoi tanto porre sul tatto. Un bel nodo all'inizio. Bello scritto ragazzi, e si avvolge, strada facendo, fino a finire tutta la salsiccia. La padella Vedete ragazzi, all'antica. Ora andiamo a fare anche quello di cotena ragazzi, madonna quanto mi piace questo salsiccia di cotena, madonna mia. Adesso andiamo a fare quello più difficile ragazzi, quello di cotenna. Un trucco per non far scivolare lo spago è mettere la cotenna all'incontrario. Vedete? All'incontrario. vedete? Oh, la parte grassa sotto, la parte quella della cotenna che diciamo che scivola. Si deve mettere la parte interna dove c'è il condimento. Questo è un po' più difficile, però ragazzi quando lo mangiate è spettacolare.
Adesso si avvoglia con lo spago. Sta salsetta di cotenne pure pronta, ragazzi. Come vedete questo è un po' difficile da avvolgere, però se tagliate già sono un monumento. Già abbiamo potuto solo tagliare. Adesso andremo a sciogliere a salto, ragazzi. Andiamo a preparare il sugo per buttare tutto e assemblare tutta la carne, salsiccia, salsiccia e tutto il resto. Adesso abbiamo preparato un tegame bello capiente, olio extravergine di olive e un po' di cipolla grattugiata. Ragazzi, andiamo a rosolare la salsiccia questa di vitello, una leggera rosolata, nello stesso olio dove poi scioglieremo il sugo, ragazzi, non biscuitate questi passaggi. Madonna mia. Rosolato completo, ragazzi, si scende e si mette da parte. Adesso andiamo a sciogliere il concentrato, ragazzi, sempre nello stesso olio. Dopo aver messo il concentrato, piano piano, ragazzi, acqua, piano piano. Ragazzi, questo è il concentrato di pomodoro fresco, ragazzi, che lui si è nicchiato nei maiti, che dall'antica. Cioè non c'entra niente col pomodoro di salsa fresco, è un altro tipo di sapore. Sapore molto più forte. Un'altra cosa. Ragazzi, la salsa la sbagliamo tutta. Concentrato di pomodoro tutto sciolto, adesso andiamo a mettere tutti i componenti, ragazzi, salsiccia, cotenne, salsiccia, di tutto e di più. Iniziamo con i bruzzi. Madonna mia, ragazzi. Adesso vi dirò i tempi di cottura e poi, ragazzi, pappaidelle, tagliatelle, rigatone, tutto quello che volete. Tutto quello che volete. Una bella sciacquata sempre nella carne. Salsicella di glutine e salsicella di carne. Mamma mia. Ragazzi, manca solo la salsiccia, che qua le andiamo ad aggiungere a mezza cottura, va bene? Cottura circa 2 ore, circa un po' di alloro mettiamo pure. Poi si aggiusta di sale, di pepe, a piacere vostro, giusto? Perché già il concentrato di pomodoro è salato. E allora, cottura ultimata, almeno 2 ore, ragazzi, fiamma bassa, tegame, così, ve lo faccio vedere. E il coperchio, ragazzi, così. Ragazzi, va bene? Ci vediamo fra un po'. Madonna mia, profumo. Ragazzi, già siamo a mezza cottura e andiamo a mettere la salsiccia. I soprasponni ha vissuti, madonna mia. Aspettiamo la fine cottura, ragazzi, e poi un bello piatto di pappaidelle, ci mettiamo un po' di chissà in capo, un po' di cotenne, andiamo a fare, ragazzi, lo spettacolo. Siamo quasi pronti. Poi già siamo a cottura ultimata.
Pappardelle abbassate, spettacolari. La salsiccia di cotin già è tagliata a fette. Madonna mia. Sì, vero? Telefono di Enrico. Posso parlare con lui? Non è qui al momento, ma Birte Becker. Lo sta ricevendo. Madonna mia. Pochi minuti fa. Aspetti, è in movimento ora. Le mando le coordinate. No, aspetti, qual è l'indirizzo? Piatto completo. Madonna mia. Ragazzi, condividete questa eccellenza siciliana. Di spettacoli. Ciao.